titolo di quelli interessanti, l'usa e getta, questa è una famiglia da 1.500 a 2.000 euro. L'usa e getta da dipendenza al bambino e anche alla mamma, quindi l'età in cui il bambino abbandona il pannolino si sta alzando sempre di più. Infatti ci sono bambini che sono in difficoltà perché devono iniziare la scuola dell'infanzia e hanno ancora il pannolino. Ci sono genitori che quindi poi devono affrontare questo passo con una certa tensione perché devi fare in fretta, perché ci devi riuscire. Quando si parla di pannolini bisogna proprio dirlo, cioè l'usa e getta è uno dei prodotti più inquinanti che ci sono in giro, inquina dal processo produttivo fino a 500 anni dopo che noi l'abbiamo buttato in pattumiera, cioè noi lo buttiamo per noi scompare, resta in giro per 500 anni. E anticipo un'informazione che viene dopo: i pannolini usati rappresentano il 20% dei rifiuti solidi urbani. Infatti per tante amministrazioni comunali e provinciali sta diventando un'emergenza. Noi abbiamo pannolini in accordo col comune, i pannolini riciclabili. Infatti che il Veneto ha un sacco di comuni che hanno questo tipo di accorgimento. Per darci un'idea delle quantità, ogni bambino produce 1 tonnellata di pannolini. Se in Italia nascono 500.000 bambini all'anno, ci facciamo subito un'idea. Tornando indietro, perché magari qualcuno mi dice ma a me dell'ambiente interessa sì, interessa no, diciamo che comunque l'usa e getta non è la soluzione ideale per la comodità, per il benessere del bambino. Cioè, anche se noi siamo abituati a pensarlo come l'unica soluzione, pensiamo a questo bimbo impaccottato nella plastica fino alla pancia, fino alla schiena, 24 ore al giorno per 2 anni e mezzo, magari d'estate, una bella giornatina caldo, umida, cioè non è comodo per il bimbo. Tra l'altro anche tante dermatiti si chiamano proprio dermatiti da pannolino perché arrivano con l'usa e getta. Le alternative ci sono, come sempre per fortuna, qui ce ne sono 3, pannolini lavabili, pannolini in materiale biodegradabile, la terza la vediamo dopo. I pannolini lavabili, come diceva Marilena, adesso sono tanti comuni che incentivano questa soluzione, danno proprio dei buoni sconto, danno dei kit prova perché hanno il problema dello smaltimento. Ora, la prima volta in cui mi hanno parlato di pannolini lavabili, io ero Mattia Piccolo, ho detto mi ci mancano solo i pannolini lavabili, cioè proprio, non lo dico, proprio ho detto ma no, però io pensavo ai pannolini di cui mi parlava mia nonna, quindi ciripache, triangoli. In realtà i pannolini lavabili, li vedete nella foto ma forse voi li conoscete già, sono l'equivalente di un pannolino usa e getta, cioè un attimo apro i bottoncini, apro il velcro, metto e chiudo, il movimento è proprio lo stesso. All'interno c'è un velo, raccogli pupù che butto via, operazione che tra l'altro andrebbe fatta anche con l'usa e getta, perché noi si tende a chiudere l'usa e getta e impacchettarlo così come è buttato via. In realtà le feci andrebbero buttate nel water, non si potrebbero buttare in pattumiera. Quando si parla di pannolini lavabili, io ho una mia personale interpretazione che è per la sopravvivenza della mamma, quindi secondo me è una strada da provare, da valutare, però non da intraprendere così, cioè con una certa elasticità. Con i bambini si può sempre fare un passo indietro, cioè ci sono famiglie che magari hanno scelto i lavabili, però nelle prime settimane di vita del bambino hanno preferito usare gli usa e getta perché l'idea del lavabile sembrava impegnativa, quindi hanno iniziato a fare il periodo di rodaggio, a capire come funzionava il bambino. Quando hanno preso un po' la mano hanno usato i lavabili. Spesso poi ti dicono una volta che ho provato ho visto che in realtà non era questa cosa così difficile, però va bene, cioè ognuno ha i suoi tempi. Ci sono famiglie che usano i lavabili di giorno ma di notte comunque usano l'usa e getta, cioè ognuno deve trovare la sua soluzione, non è che una si va così, cioè lavabili basta, l'usa e getta non so più cosa sia. Alcune famiglie usano solo i lavabili, cioè però ognuno deve trovare la sua strada che lo fa star bene. O anche magari ci sono bimbi che di giorno stanno con la nonna l'usa e getta, cioè preferisce l'usa e getta, quindi di giorno usa quello quando c'è la nonna, poi usa il lavabile quando c'è la mamma, cioè ognuno trova la sua via.